Eder, Mech, Pallister. È stato detto all'inizio, e noi ci trasformiamo adesso in investigatori anziché spettatori, è stato detto e scritto sulle celle telefoniche che il telefono di Liliana è rimasto fermo in attesa di Sebastiano, evidentemente, la sera che loro tornavano a casa da quella famosa ultima cena, chiamiamola così, di lunedì 13. Sebastiano in quella occasione ha portato i coltelli affilati in quella pescheria e si è preso via quelli da affilare. È rimasto mezz'ora in quel frangente ed è segnalato dalle celle telefoniche di Liliana, che evidentemente in macchina lo stava aspettando in Corso Italia. Per cui la distanza che è da là alla Wind di via Battisti, 500-600 metri, ripeto, a piedi, è ininfluente. Lui è rimasto lì perché c'era, mi sembra di aver sentito, un assaggio vini quel pomeriggio tardo, per non dire la sera, di lunedì 13. Rossoni di sera, l'alibi si spera. Questa è stata una intuizione che ho avuto io e quindi poche persone credo lo possano spiegare meglio di me. Qui Sterpina ha ragione nel dire che Sebastiano quindi è passato a lasciare i coltelli la sera prima, ma ci sono altri 3 elementi che spingono ad avere questa convinzione, mentre sia Sterpin che le TV riportano solo l'elemento della testimonianza della operante della pescheria. Io ho fatto 2 pagine intere della tesi su questo passaggio e lì ho riportato tutto, per cui in questo momento non ricostruisco esattamente più come sia andata la cosa, ma ne parleremo sicuramente più avanti. La Wind c'entra niente in questo caso, la distanza che è tra là e la Wind. Evidentemente lui ha fatto la sera del lunedì il lavoro che doveva fare, cioè il cambio coltelli che avrebbe dovuto fare il martedì mattina. Questa è la verità, ma basta guardare le celle, ripeto, ci sono i tabulati delle telefonate di tutti noi e della presenza del telefonini di tutti noi in quel giorno a quell'ora. L'ha detto la Io l'ho appena detto, l'ha detta la pescheria, la commessa, ha appena detto che lei ha trovato la mattina di martedì i coltelli già là sul banco. Erano stati messi evidentemente, non ci vuole tanto, il lunedì sera. La Galleria Rossoni e la Wind sono molto vicine, per cui se Sebastiano si è liberato il passaggio dalla Galleria Rossoni per la mattina del 14, potrebbe averlo fatto proprio per transitare invece che lì davanti alla Wind. Non più di 500-600 metri percorribili in macchina in un paio di minuti, con tutto il traffico. E la nuova procura nella quale dobbiamo avere estrema fiducia, voglio sperare che controllerà meglio questi movimenti delle celle telefoniche. Ecco, è evidente che non è stato fatto. Queste cose di cui parliamo noi dovevano emergere 3 anni e 3 mesi fa. 3 anni fa, questo è il lavoro di 3 anni fa che non è stato fatto. Qualcuno deve spiegarci come e perché. Questo è il concetto. Cioè, le celle sono ancora lì, i tabulati, per fortuna, delle celle telefoniche dove io e tutti noi eravamo quel giorno, parlano chiaro. Il mio telefono era là, quello di Sebastiano era là, quello di Liliana era là, per capirci. Questo è, minuto per minuto, si potrebbe dire secondo per secondo. Le celle telefoniche parlano e sarà il caso che qualcuno le esamini con molta attenzione, cosa che probabilmente non è stata fatta. Io so che altre persone in Italia, ce ne sono, le ho conosciute, lo hanno fatto scrupolosamente, passando notti intere a cercare minuto per minuto dove era il mio telefono, quello di Liliana, quello di Sebastiano, ed è evidente che il telefono era con me come io con lui. Questo è il concetto. Cioè minuto per minuto deve essere riveduto tutto. Non sono io che devo insegnare come comportarsi agli investigatori, per l'amor di Dio. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, però la magistratura deve fare il suo lavoro e dovere. Questo è il concetto. Serviva un alibi perfetto, per questo che non è stato fatto. Non ho capito il perché. Non possiamo rispondere a questa domanda. Non spetta a me rispondere a questa domanda. Questa domanda bisogna farla alla pretura, alla procura,
e chiedere come mai questi accertamenti non sono stati fatti. Ma non solo questi. Ma Tutto ecco, il resto, giusto, non solo questi. dall'inizio, da quando è scomparso. Mi dispiace, ma devo lasciarvi. Ma io vorrei che vi soffermaste un attimo, perché a parte che lui ha detto sta tutto nei cellulari di Liliana, ha detto anche è salito in auto con qualcuno, però lui parla sempre di cellulari, non di cellulare. Lui ne ha come minimo 5. A lui è stato sequestrato uno solo e poi, tra l'altro, dopo molti mesi è formattato. E gli altri cellulari di Sebastiano? Lui ne ha 5. E lui, quando parla di cellulari nel magazzino, ne parla al plurale. Tanto per puntualizzare. Poi non sta a me cercare se ne ha 4, 5 o uno solo. Ma erano domande da farsi, perché lo sappiamo benissimo, lui in casa ha di tutto e di più, tra macchine fotografiche, come la GoPro, lui parla della GoPro 9, ma si vede in un video, in un'intervista sulla bicicletta, c'è la GoPro 7 e lui ha consegnato solo la 9. Quindi non è che ha fatto il giro con la 9 perché non sapeva usarla. La GoPro 9 ha solo una risoluzione più limpida, non so come spiegarmi, io non me ne intendo di questo, però è così che viene chi ha fatto le ricerche sulla GoPro che mi dice. Può averla anche raggiunta allo svincolo tra Viale Raffaele Sanzio e la rotonda del Boschetto, che è un altro boschetto. Non so se vi ricordate, ma nel boschetto Ferdinandeo una famiglia delle case vicine ha chiamato la polizia perché c'erano delle persone che litigavano e dicono che c'era la voce di una donna e di un uomo e anche anziani, ma ovviamente quando sono arrivati su la polizia non c'era più nessuno. Hanno mandato i vigili del fuoco, la protezione civile, ma non è che hanno guardato bene se c'era Liliana o non c'era Liliana. I cellulari non sono rilevanti, i sacchetti, il ritrovamento non è rilevante, la ricostruzione di quello che abbiamo fatto tutti noi non è rilevante. Ma che cosa hanno fatto? Hanno scritto suicidio e basta. Ma come hanno lavorato? Questo mi fa arrabbiare, molto mi fa arrabbiare, perché se voi vedeste la faccia di Liliana, quello altro che un pugile sul ring, peggio ancora. Lì c'è dell'odio puro. Io mi chiedo perché quando noi familiari e tante altre persone, gli amici eccetera, sono andati a fare le exit spontanee e alla domanda può essere un suicidio, noi tutti abbiamo risposto non è possibile. Perché non hanno cercato di capire perché dicevamo questo? Il giorno 13 Liliana era alla cena, abbiamo il video di com'era la sua faccia e abbiamo la testimonianza dei padroni di casa che hanno litigato in strada. Abbiamo tante cose, ma bisogna metterle in fila. Abbiamo la testimonianza di Laura Grassi, che povera non c'è più, che una cena a casa sua Liliana ha detto, perché parliamo del cellulare per la nipote di Sebastiano, da 1.500 euro. E Liliana ha detto, ma che se lo compri da sola. E lì hanno anche litigato. Hanno litigato con l'albergatrice. Ma insomma, che cosa ci vuole per capire che quello non era un matrimonio alla crema da mesi? Io non sto dicendo che deve essere indagato. Io sto dicendo che se analizziamo tutte le cose, dobbiamo analizzarle per bene. E tutte, non una sola. Se non è stato fatto prima, dovremmo anche capire il motivo perché non è stato fatto prima. A voi sembra giusto che la famiglia deve cercare, e per fortuna che c'è, che io non finirò mai di ringraziare, l'associazione Penelope con tutti i suoi esperti. È giusto che una famiglia deve per 3 anni andare in televisione per raggiungere la verità e giustizia per un parente, per un familiare. Mi sembra giusto questo. Gli inquirenti sono pagati per questo lavoro.
Lui ha detto sia a me che alla bergatrice che è rientrato a casa alle 10:30 e ha trovato la luce accesa. Anche questo è un particolare non da poco, che bisognerebbe controllare coi cellulari. Sebastiano, un episodio in cui ha avuto una reazione in consulta, voleva fare una foto di gruppo. Una persona però di quelle presenti non si metteva nella posa che lui richiedeva. E a un certo punto, insomma, vedendo che questa persona non capiva, diciamo, le direttive che dava lui per la messa in posa prima dello scatto, prese e scaraventò a terra il proprio telefono cellulare. Gli andò bene che non si ruppe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.